E si rinizia, si ritorna a calcare il tatami del Palazzo Radimini perché il Guido Sieni ormai è arrivato a un'edizione importante, la nazionale, che darà lustro a questo evento, ma poi anche tante formazioni che arrivano fuori. Un banco di prova per questi ragazzi che sono già impegnati da oggi a questo training camp della nazionale. Il deus e macchina di questa organizzazione è Stefano Urgeghe. Sì, la presenza della nazionale italiana è stata voluta un po' da noi come società, come Centro Sportivo Guido Sieni, anche dal Comitato Regionale Sardegna, anche per dare anche un po' la possibilità anche ai nostri ragazzi di misurarsi una volta tanto anche sul nostro tatami a Sassari e chiaramente giusto per anche aiutare questi ragazzi che fra una settimana saranno impegnati ai campionati europei a Varsavia. E quindi la loro presenza dà sicuramente prestigio alla nostra organizzazione, anche perché si tratta di tutti ragazzi che sono tutti campioni d'Italia nelle loro categorie chiaramente, oltre ad avere numerose medaglie all'European Cup e World Cup, quindi sono ragazzi veramente che io credo che un domani ne sentiremo parlare anche su mondiali o olimpiadi, perché sono dei ragazzi che veramente meritano il loro posto qua. Il Guido Sieni nasce grazie alla tua volontà, quella dello scomparso anche Franco Sieni, e con quello spirito di riportare questo meraviglioso sport dello judo a riscoprirsi, ma soprattutto a far crescere quei giovani. Credo che questa mission sia davvero in itinere, però molto ma molto importante. Sì, come ho detto già 2 o 3 anni fa che avremmo iniziato chiaramente passo per passo, gradino per gradino, soprattutto cercando di investire sui giovani quelli sono i judoka del domani, quindi inutile proporre già portare dai grossi campioni, ripeto, per fare le edizioni del Guido Sieni di 20 anni fa ci sono voluti 10, 15, 20 edizioni per portare a quei livelli, quindi io credo che adesso la soluzione migliore sia quella di valutare soprattutto i nostri ragazzi per portarli, spero fra 4, 5, 10 anni a dei livelli internazionali. Sei fresco di un Dan, no? Nello scherzare insieme a te, ho detto, ma adesso fra un po' arriverà il prossimo, oppure sei anima e corpo impegnato in questa organizzazione che, vi ricordo, sabato vedrà protagonisti i cadetti. Sabato i cadetti, la categoria più grande come fascia di età, quella è la parte che riguarda proprio il Guido Sieni Judo Cup come trofeo, mentre la domenica la federazione italiana, la FIGCAM, ci ha riconosciuto come trofeo Italia, quindi valevole per il ranking nazionale per poter accedere, prendere il punteggio e poter accedere poi alle finali dei campionati italiani per gli esordienti maschi e femmine.